Buonasera a tutti e benvenuti alla sesta puntata di Frecce in zona Cesarini con me che sono sempre Luca. Video che troverete caricato a brevissimo sul canale YouTube di Frecce, gestito come sempre dalla bravissima Sara Arco, e in versione podcast, audio podcast su tutte le varie piattaforme di Frecce. Quindi sesta puntata, video infrasettimanale, perché la Serie B ha giocato in questi giorni il primo turno infrasettimanale di questa nuova stagione, turno infrasettimanale che ha anche rappresentato il primo derby stagionale per l'Unione. Infatti i nostri ragazzi hanno giocato a Palermo contro la compagine locale che da un po' di anni è nostra rivale, dopo che il fu presidente Zamparini pensò bene di portare tutta quanta la squadra da Venezia a Palermo, facendo nascere questa rivalità che continua tutt'oggi, rivalità anche resa più vivace dalla partenza a gennaio scorso nel mercato di riparazione di quello che all'epoca era il nostro bomber e capitano Poyampalo. Quindi derby infrasettimanale. Stroppa aveva dichiarato che non avrebbe firmato per un pari prima della partita, non so se lo pensava o lo sperava veramente. Sta di fatto che la partita si è chiusa con il risultato di 0-0 e quindi torniamo a casa da Palermo con un punto guadagnato o 2 punti persi, non saprei, difficile dirlo, perché le due squadre alla fine giocano più o meno un tempo per uno, noi sicuramente molto meglio nel secondo tempo, anche se sembra di rivedere sempre le ultime partite giocate, soprattutto le ultime due in casa, la prima persa col Cesena e la seconda vinta settimana scorsa contro il derelitto Spezia, dove abbiamo un buon possesso palla, teniamo palla tantissimo con tanti passaggi nella metà campo avversaria, ma i tiri in porta si contano veramente meno che sulle dita di una mano. Infatti questa volta credo che solo Quique Perez e il subentrato Yeboah centrino lo specchio della porta nel secondo tempo, e quindi se non si fa gol diventa veramente difficile vincere. Fine settimana scorso ci è andata bene contro lo Spezia, che pur restando in 10 dopo soli 5 minuti di gara ci fa comunque soffrire, e se settimana scorsa avevamo vinto la partita senza neanche un tiro in porta, questa volta non tiriamo in porta e non ci va bene altrettanto, e quindi pareggiamo 0-0. Sicuramente tra le due squadre forse quella che ne esce peggio è il Palermo, perché squadra data da tutti come favorita del campionato e che deve puntare assolutamente alla promozione, gioca un calcio veramente brutto, forse colpa dell'allenatore attuale Pippo Inzaghi, che è un maestro in promozione in Serie B ma sempre lì resta, e le volte che ha tentato il passaggio in massima serie gli è sempre andata male, però il calcio espresso dal Palermo è stato veramente poca cosa. Un'occasione ghiotta a metà del primo tempo su un tiro parato in un perfetto stile da Stankovic e veramente poco altro, quindi un pareggio che tutto sommato potrebbe essere considerato giusto, però noi abbiamo bisogno di sbloccare, e soprattutto Adorante, che sono sempre più convinto sia poco adatto al gioco che il mister Stroppa vuole fare. Spero di sbagliarmi, però molto probabilmente Adorante avrebbe bisogno di più palle filtranti rasoterra verso la porta e non palle alte magari verso le linee laterali, oppure che lui deve venirsi a prendere a centrocampo, perché sennò rischia di fare la fine di Poyampalo in Serie A
dove era riuscito a segnare pochi gol nonostante la mole di gioco fatto. Spero di sbagliarmi, spero di essere smentito già sabato, questo fine settimana, in casa contro il Frosinone che al momento è primo della classe perché ha superato i fratelli modenesi che sono stati bloccati sul pareggio dalla Carraresi nel turno infrasettimanale, quindi sabato sarà una partita difficile. Spero che il Frosinone venga a giocarsela apertamente e a fare loro la partita, perché se dovessimo essere di nuovo noi a fare la partita con il Frosinone che ci aspetta e riparte in contropiede, si rischia veramente di prendere 2-3 gol in contropiede e senza avere un gioco offensivo veloce, penetrante e appunto con passaggi filtranti diventa veramente difficile, perché anche se teniamo le squadre nella loro tre quarti campo difensiva, le occasioni da gol non arrivano perché il gioco è molto lento e prevedibile, quindi diventa difficile, diventa veramente difficile. Temo che le altre squadre abbiano cominciato a nasare la cosa e quindi vedremo. Speriamo che appunto il Frosinone venga al Penso sabato pomeriggio a giocarsela a viso aperto, così da poter vedere una partita aperta, magari anche con tanti gol, e speriamo di portarla a casa, perché comunque siamo all'ultimo posto dei playoff, che tutto sommato non è male, ma il campionato è lungo, molto molto lungo, e quindi siamo solo all'inizio, appunto abbiamo giocato 6 partite, quindi è ancora prestissimo. Vedremo sabato quello che succederà, spero in una cornice di pubblico al Penso migliore di quella che c'è stato sabato scorso, perché lo stadio era abbastanza vuoto, sinceramente speravo di più, e vedremo. Quindi sabato pomeriggio tutti al Pensa a sostenere l'Unione, i nostri ragazzi, e speriamo in una bella partita e magari anche in una bella vittoria. Per questa sera è tutto e ci riaggiorniamo a breve per il commento di quella che sarà stata Venezia Frosinone. Buona serata a tutti, ciao!